chi di voi ha mai visto una casa valzer? Avete mai visto? Dove? Ad Arte. E cosa vi ha colpito? Cos'è che ha? Perché è una cosa una casa valzer? Abbiamo terra e bene. legno, poi sono le lobbie, i grandi balconi, la balcone. Questa è una cosa che colpisce sempre. Di solito io quando penso alla casa valzer penso proprio alla lobbia, che loro chiamano shop. Questo shop, scriviamo queste parole. Poi siamo stati anche all'Arpendù, che ho trovato molto interessante. All'Arpendù, bellissimo. Certo, Ticcio si scrive, allora, partiamo in ordine alfabetico, quindi prima c'è Alagna, mettiamo ad Alagna si dice, allora, facciamo così, il toponimo inland, quindi ad Alagna si dice, si scrive su. Allora, tutto questo suona come la C, praticamente, Ticcio. Arimella, Arimella si dice Remmagliù, si scrive ecco, si pronuncia uguale. una T in più E poi c'è una T in più, una T al posto della Z. Sì. Allora, per completezza di informazione devo dire che né uno né l'altro di questi suoni, questi nessi consonantici, corrisponde a quello del tedesco attuale. Perché in Germania tedesco si dice Deutsch. Deutsch. Allora, EU si pronuncia OI in tedesco. Chi di voi sa il tedesco? O comunque una. Ecco, perlomeno. Quindi, vedete, in Germania è così. È la stessa parola, Ticciu, Deutsch. Cioè tutto questo è uguale. Allora, questo vuol dire tedesco in alaniese, questo vuol dire tedesco in rimellese, questo vuol dire tedesco in germanese. No, è la stessa parola. Tutte e tre derivano da un'antichissima parola, come? Il nome della lingua, sì. Tutte queste parole, Ticciu, così, derivano dalla parola germanica antica Fioda. Fioda voleva dire popolo. La parola qua. Fioda era il popolo. La lingua parlata dal popolo era Fiodisk. Fiodisk, da cui Fiodisch, Ticc, Ticciu, Deutsch, eccetera. Da cui la parola italiana tedesco. Noi siamo gli unici, che io sappia, in Europa che chiamiamo i tedeschi e la loro lingua con questa parola, con una parola germanica. Tutti gli altri dicono o Alman oppure German, gli inglesi, no? Ecco. Vedete gli alemani, pensate, i loro antenati sono quelli che hanno dato il nome alla Germania, perlomeno in francese, in spagnolo e in portoghese. No? In tedesco, in Francia si dice Allemagne, che deriva dagli alemanni, dai loro progenitori, dai progenitori dei nostri valzer. In Spagna si dice Alemania e in portoghese anche Alemagna, è la stessa cosa, tutte e tre le lingue. Tra l'altro gli alemanni, il nome alemanno vuol dire in realtà tutti gli uomini. Pensate che in inglese più o meno lo mastichiamo un po'. Come si dice in inglese tutti gli uomini? All men, no? All men. Gli alemanni. Ad Alagna, all'umana. Tutti gli uomini, no? Pare che quindi questa tribù derivi da diverse linee, così. Quindi questa parola Fioda, secondo ad esempio il professor Gilardino, non lo so se diceva così, da questa parola Fioda continua ancora oggi ad Alagna nel cognome Viotti. Però che lo diceva Gilardino, Fioda, quindi popolo, non lo so, prendiamola, non è provato, però chi lo sa, non è che essere, no? Ecco, quindi dove si parla? Allora, il Ticcio si parla, abbiamo detto, in Ticcio, Deutsch, come lo chiamano in Val d'Aosta, così si parla nelle colonie valzer, ce ne sono due in Val d'Aosta essenzialmente, ce ne sono 12 in Piemonte e poi ce ne sono altre un po' in Svizzera, infinità, a parte il vallese. Poi ce ne sono nel Liechtenstein,
c'è una colonia che è Triesenberg, dove quest'anno si svolgerà l'incontro internazionale di Walser, il Walser Treffen, che si tiene ogni 3 anni. Poi si parla moltissimo nel Vorarlberg, che è una regione dell'Austria. Io sono stato un paio di mesi fa, so che era inverno, un paio di più capitano lì, e non pensavo che c'era la neve, importante. Io ero a trovare dei clienti e ho detto delle parole così, dicevo, ho detto delle parole in ticciu di Alagna. E questi qua hanno capito benissimo, hanno sorriso e hanno detto, quindi non spiegami da dove salti fuori tu che sei, no? Così, ad esempio, nevicato è sempre Schnirt per dire nevicato. E loro in Austria, in quella zona dove ero io, si diceva esattamente così, che diventa Schnut invece in quindi questa lingua, la lingua Walser, si è differenziata da quella degli altri alemanni, ma non tantissimo, non al punto da non essere più compresa, perché circa 10 milioni di persone in Europa sono in grado, perlomeno se lo leggono, se lo sentono parlare no, ma se lo leggono 10 milioni di persone sono in grado di capire le parlate Walser di Rimella e di Alagna, entrambe. L'ho provato, lo faccio abitualmente, quindi mi capiscono perfettamente, mi rispondono nella loro variante locale, così, e ci capiamo senza problemi. Che siano Walser o non Walser, cioè, diciamo tutta la zona alemanna, che comprende il sud della Germania, l'Alsazia, tutta la Svizzera tedesca e parte dell'Austria, capiscono perfettamente, abbastanza bene l'alagnese. Quindi dico, anche solo per questo, vuol dire, parlatelo, e se andate all'estero usate il vostro ticciu. State tranquilli che i vostri cugini tedeschi o svizzeri vi capiscono. Questo lo dico ai riparlanti. Così, io proprio mi sono messo a fare questa cosa e vedo che funziona. Questa è la mia esperienza personale. Vedo che, pur parlando in tedesco, se vado a trovare dei clienti in questa zona qua che ho detto, la zona svizzera e Germania del Sud, se parlo in tedesco sono comunque lo straniero che parla in tedesco. Se però tiro fuori qualche parola in ticciu, sono uno di loro, di un'altra zona, però sempre dei nostri, in qualche modo. Davvero, cambia subito, l'approccio è diverso. Questo è quello che proviamo anche noi parlando in piemontese, è vero? Quando parliamo in italiano con una persona così va bene, però se parliamo in piemontese l'altra persona lo sa, insomma a posto, diciamo che le distanze si accorciano immediatamente. Io infatti parlo l'italiano, poi butto 2 parole in piemontese in mezzo, se l'altro mi risponde le parlo in piemontese. Infatti, di solito faccio così anch'io. Io faccio così e la stessa cosa sto cominciando a farla, non con la fluidità del piemontese, però anche con il Walser, e funziona.